Buongiorno anche stamattina, dico fu in coppa a sto motorino, non burdella, va su pisciaiola e creatura scenare a scuola. Voglio fare un appello ai protagonisti del mondo dello spettacolo. Continuate a lottare, l'arte non si può fermare. Questo periodo di lockdown sfruttiamolo per riflettere su nuove idee da proporre. Io ho scritto un brano, per me simbolo anti-Covid, nel quale descrivo una giornata normale, fatta di lavoro, ma anche di divertimento. Dal titolo Gira Cavaggià. Vi posso solamente dire, ragazzi, non mollate. Ti voglio girare città e allora gira che sta vita gira, gira a destra o a sinistra, e poi mira chi sta. Terra nostra chiamano terra fuoca. Gianni Passaretti, cantante napoletano. In questo inverno, lungo inverno, abbiamo fatto tanti sacrifici per far uscire nuovi singoli, produzione di video, sacrifici a 360 gradi per poi raccogliere frutti nel periodo estivo, perché nel nostro settore il periodo estivo è il periodo che si vanno a raccogliere tutte le soddisfazioni e tutti i sacrifici fatti nel periodo invernale. Purtroppo a malincuore, per colpa di questa grande epidemia, bruttissima epidemia, ci siamo dovuti fermare, quindi siamo bloccati. Succurre Napoli s'amore, su bene e male che fai, si o paradiso e si inferno, si l'acqua e fuoco sono. Allora, il periodo che siamo stati tutti quanti in casa, quindi con le famiglie, come abbiamo rispettato le normative che ci hanno dato tutti attraverso la televisione, quindi politici eccetera, io con i miei fans mi sono interfacciato attraverso i social, anche se sono poco social, perché sono una persona molto umile e come cantante, diciamo, neomelodico, agli occhi del pubblico sono un nuovo emergente, anche se canto da piccolo, però per motivi miei personali mi sono dovuto fermare, quindi sono, diciamo, ritornato da un po' più grande, non a 360 gradi, quindi non tutti i giorni, però qualche video, qualche piccola diretta, giusto per stare insieme a coloro che mi seguono e anche alle persone che non mi seguivano e mi hanno iniziato a seguire in questo periodo. Abbiamo utilizzato i social, sì, quindi siamo molto sociali, come si suol dire. E fai casino per niente, ma tu sei infame e cattiva, sei una rosa che spina, te ne arraggi dall'occhio e spalle mi sai colpi, te ne approfitti che io sono innamorato per te, io so che un mano scemo sempre ti perdonare. Hanno atterrato una segana sotto casa mia, sotto casa tua, sotto casa loro, sotto casa mia, sotto casa loro, sotto casa loro. Pure in te viscere sta terra all'acqua è avvelenata, creature che morono e mamma addolorata, mamma addolorata. E la terra si è stancata, la terra si è incazzata. Sono una cantante napoletana. Ho iniziato il mio percorso nella musica partenopea all'incirca 4 anni fa ed ho inciso il mio ultimo lavoro, il mio ultimo inedito, nel mese di febbraio 2020, con tanto di videoclip, con l'auspicio che in estate si sarebbe evoluto il lavoro nel mio settore, ma ahimè non è stato così. Questo Covid-19 ha procurato veramente tanti disastri e ha svanito tanti sogni, tra i quali il mio, quello del lavoro, insomma, quello di essere una cantante. Io volessi sapere se tu non avessi fatto come me.
Credo che un po' in parte cambierà, ma cambierà nel modo proprio delle persone di approcciarci alle persone, e ovviamente anche i testi e la musica cambieranno, perché le persone hanno bisogno di ascoltare testi e musica più felici, con argomentazioni più felici, più di ottimismo. Amelia femmina, pure se può sbagliare e se può perdere, non sai a quanto la gente si ricerca, non mi spogliasse mai con chi è nata, e poi c'è caruta Amelia femmina, ha fatto parlare essa tutte Natale, che stiamo sotto cielo e cose cagnano, non ci scordiamo la vita imprevedibile, io cuore non la penso come te. Ti dico la verità, io sono un soggetto ottimista, quindi penso che lavoreremo anche quest'estate. Io credo di sì. Perché qualcosa si deve muovere, non è che possiamo così rimanere a vita, no? Allora, se c'è la convivenza di questo virus, se nel caso si mettono mascherine e guanti, esatto, finché non verrà debellato andremo avanti, se altrimenti qua se blocca ogni attività blocchiamo tutto. No, ma infatti comunque io penso che allora già nella seconda fase penso che siamo già ad un buon livello, perché io ho ascoltato un pochettino di cosucce, gli aggiornamenti eccetera, penso che siamo a un buon livello. Poi la gente credo anche che abbia capito fondamentalmente che non deve fare tanti assembramenti eccetera. Tipo ho visto, non so, il telegiornale, no? Ha fatto vedere il lungomare di Margellina, cioè c'era la gente, ma non è che... No, c'è stato un commento scritto: non dite che andrà tutto bene che porta sfiga, e non c'ha ragione, perché io ieri ho visto vabbè, tanto faccio finire, che dicevi sul lungomare di Margellina. Dicevo che c'era la gente, però non come c'è di solito, questo. Certo. Quindi significa che vabbè, la gente ha percepito, la paura c'è sicuramente, però penso che più che altro dobbiamo renderci conto e dobbiamo convivere con questo tipo di virus, almeno fino a quando non c'è il vaccino. Il momento in cui... Ma perché poi ti spiega, brava, il vaccino, infatti è quella, la soluzione è quella, non ci stanno altre argomentazioni. Uomo senza scrupolo, potente senza Dio, hanno portato a nord, sotto la casa e via. Uomo senza scrupolo, potente senza Dio, stanno cercando scuse per sta terra Dio, che ha sacrificato pure figli suoi, per sta terra che una volta era ricca e sole e mare, e mo chiagna come una mamma, che non può attaccare figli se ne suoi. Ciao ragazzi, sono Antonio Di Gennaro e faccio rap. Mi trovo nella mia cameretta, qui è dove solitamente registro i miei pezzi, un piccolo studietto. Purtroppo stiamo vivendo un periodo tragico che forse mai nessuno si sarebbe aspettato. Io è da poco che ho iniziato a fare questo, quindi dal lato del live, concerti e cose simili non ne risento, però ne risento su altre cose che comunque fanno parte di questo ambito, dell'ambito degli artisti, dell'ambito musicale. Io sono uscito da poco con il mio nuovo singolo intitolato Sfogo, che è questo qui. Questo singolo è uscito tramite etichetta, deve essere promozionato per radio, tv, eccetera, però data la pandemia i tempi si sono rallentati perché ora funziona tutto in smart working. Spero che questo periodo finisca il più presto possibile, spero di iniziare a fare i miei primi live, le mie prime date, e faccio un in bocca al lupo a tutti gli artisti. Chi parla troppo non fa i fatti, sto zitto, guarda e faccio passo dopo passo, leve e predare in de scarpe, mo po' cazzo me ne passa. Se la gente ancora parla, saccio buona quella che faccio e saccio che non sto sbagliando. La vita è bella, che ma sonna quando sono creature, che sta gente che ne sa ed è capace, non faccio murmo, faccio bella vita e non è grazie a qualcuno.
terra mia. Terra